Alberto Maschio, da quasi 2 anni presidente dell'Associazione Isolano Albergatori, da questi giorni anche alla guida di Spiagge Venete. Di cosa si occupa questo organismo e che tipo di organismo è? Federalberghi Spiaggia Veneta è una federazione all'interno della Federalberghi Veneto che coordina il sistema spiaggia, appunto, quindi le varie territoriali come AIA, appunto, AIA stessa, all'interno della costa veneta. Quali sono i vostri interlocutori? Allora, noi ci poniamo come interlocutori privilegiati, in primis ovviamente dalla Regione, ma soprattutto anche dalla conferenza dei sindaci, ne ho costituita da un paio d'anni a questa parte. Gli obiettivi invece che vi state ponendo, che vi porrete, quali sono? Allora, in questo momento direi che l'obiettivo primario è quello di coordinarci nell'affrontare una situazione assolutamente difficile e complessa come quella che stiamo vivendo in questi giorni a causa del virus e delle problematiche che stanno vivendo le nostre aziende e soprattutto poi come chiaramente rappresentanza sindacale, perché siamo deputati in primis a quello, ma abbiamo in campo l'ipotesi di mettere diverse progettualità che condividano e coinvolgano l'intera costa su questo. Su questo ci sono anche specificità diverse perché la costa è estesa e i territori sono anche molto diversi l'uno dall'altro. Sì, sì, infatti prioritario sarà avere una fotografia chiara dei vari territori e questa è stata una delle prime cose che ho già comunicato ai miei colleghi presidenti delle spiagge, di fornirmi appunto una fotografia chiara del proprio territorio in modo da averne una complessiva di tutta la costa e sapere quali sono gli interlocutori, quali sono i rapporti sociopolitici di ogni singola territoriale per poter poi valutare le operatività sul territorio esteso.